ciao putei. E non lo ve conta, sempre assieme a Scimmietta, all'orso e a Topolina, che vi fa compagnia, a me e anche a altri. E questa è la storia di Rosina e a Vecchia Mafalda. Adesso voglio contarvi un fatto successo in un paese qua da vicino altri, quando che Ranega aveva i capelli, figureve. Stavolta voglio cominciare come e taccava tutte le storie che si contava nelle sere lunghe dentro ai stae e in quasi tutte le case di campagna. Lì era una volta una vecchia brutta come il coera e coi capelli grigi come a peiccia di una pantegana, tutti incascatigai e il naso lungo e storto, dolcetti da bissa e ancora un poco di barba anche a sua sbessoa. Insomma, una vecchia madega, brutta e talmente cattiva e spingeva e appeocciava che non si aveva mai cattata una strassa di uomo come se che la avesse sposata, perché era massa brutta e cattiva. E si chiamava Mafalda una fataina, ma nessuno la chiamava per nome. Per tutti era sempre solamente a vecchia. E così viveva da sola su una casetta malmessa, tutta che quasi cascava, una casetta a remengo praticamente, onta e appena fuori dal paese, distante da tutti. Penseve che quando le persone passavano davanti a sta casetta e si faceva il segno della croce, perché aveva paura che fosse una striga e che facesse una fattura. E diceva addirittura che certe notte di luna piena, col campanile batteva a mezzanotte, di averla vista dentro il bosco vicino a casa a Drio ballar torno un fuoco con altre streghe e quei diavoli con tanto de corni e de coda. E così diceva che si sentiva spuzza de solfaro e sighi orribili. Pochi che credeva, perché i testimoni del solito era Busiari che contava baie grande come case, però gli altri del paese diceva che era meglio starghe distante, perché non si sa mai. I Tosetti invece non andava mai a giocare nelle vicinanze di sta casa, anzi, i toeva e a voltata larga e camminando svelti ogni tanto si guardava in drio con gli occhetti spaventai perché gli aveva paura che sta vecchia marantega che corresse drio. Va bene, per farla corta, un brutto giorno sta Mafalda che cominciò a sentire dolori dappertutto e non era più buona di fare nessun lavoro di casa, così che toccò trovare una tosa, come si costumava a dire una volta che andassi in casa a fargli i fatti o a fare a serva. E dopo avergliene visto un po' che si stava mandando via con brutti modi perché la rispondeva male o perché le aveva massa schei e voleva massa schei, e a scelta si cascava su una che si chiamava Rosina, una brava tosa e che abitava poco distante da casa sua. Mora, coi capelli lunghi e due bei occhi neri. Rosina era una tosa buona come il pan, gentile e anche educata. Non rispondeva mai male, lavorava con passione, facendo anche i lavori più umili e soprattutto non si lamentava mai dei schei che invece che dava e che c'era sempre massa pochi. Rosina era da sola al mondo perché i suoi genitori erano morti e pareva sta misera paga che pareva un lusso. Per di sola è vecchia che saltava su di continuo, la che dava da mangiare avanzi e la umiliava sempre. Un dì Rosina, che non la faceva più, era andata di scondò in cimitero, prima sulla tomba di suo papà e dopo su quella di sua mamma, dove si aveva inginocchiata piangendo disperata. Ma a un certo momento la si sentì toccare su una spalla
da una man lisiera. E se aveva voltà e se aveva cattata davanti una bella signora, vestia ben, sorridente, che non aveva detto e che aveva detto solo queste parole. Non sta a disperarte, Rosina. Dite sì una brava tosa, onesta e par ben. Credeme a me, e robe cambierà e anche a partire arriverà un poco di serenità e pace. Sarà un momento che non te aspetti. Ricordate sempre che chi fa mal gavarà in drio mal e chi fa ben gavarà in drio del ben. E dopo si era girata e si è andata via. Rosina agavaria vosso ringraziare sta donna per le parole di conforto che era arrivata il cuore, ma come era corsa fuori dal cimitero non l'aveva più vista. Ma non importa, sto fatto si finì là e la Rosina aveva continuato il suo lavoro in silenzio, sopportando ancora tutte le cattiverie senza mai lamentarsi, finché un giorno di vento e neve alla porta aveva battuto qualchedun. La Rosina va a versere e si aveva trovato davanti un uomo magro, patio e con una barba lunga. E era vestito con poche vecchie strasse e batteva i denti dal freddo e aveva gli occhi che lagrimava come se ciarasse. Con fil de voce sto poveretto che aveva domandato a Rosina se la poteva dare qualcosa perché era 2 giorni che non mangiava. E a tosa senza fiatare gli era corsa in cucina e frugandone a credenza anche aveva trovato un tocco di pan e del formaio e si gli era messi dentro e attraversa e gli era corsa fuori per dargli all'uomo. Ma da Drio si gli era materializzata subito la vecchia che con brutti modi e cattiverie gattacà sigare. Te go beccà, brutta ladra che non te sia altro, cosa che tu sconto ne attraversa, che te go visto frugare dentro la credenza. Se questo gaffame che vada a lavorare, che mica ricatto intera, forza, vergi attraversa e fammi vedere cosa che ti cade roba. Rosina, tutta spaventata e bianca, come un morto che aperto attraversa. E proprio in quello cosa succede? Come per magia, il poveretto si trasforma nella bella signora che Rosina aveva incontrato in cimitero, che con un gran sorriso ha detto: e a guarda puito signora Mafalda, e a guarda ben, sentia che profumo, i petali di rosa, niente altro che petali di rosa. E difatti da attraversa si cascà per terra una piova profumata di petali di rosa, di vari colori che ha spanto in giro una gran ondata di profumo. E davanti agli occhi di Rosina e di Avecia Mafalda, la misteriosa signora si sparia di colpo. Da spaventata e Avecia ha tratto un sigo e si è cascata intera morta. E Rosina, anche se era sempre stata maltrattata, ha provato pietà e ha organizzato il funerale e sua tomba ha messo per fin un bel masso di fiori. E qualche giorno dopo, finché era a Drio a fare le ultime poesie prima di tornare a casa sua a cercare un nuovo lavoro, arrivò il sindaco del paese per dire che Mafalda non aveva nessun parente e quindi aveva pensato che tutta l'eredità gli era giusto dargliela a Ela, che aveva dimostrato affetto e rispetto per una persona che era sì cattiva, ma che magari la sua cattiveria veniva da tante delusioni ciappate nella vita. Sta storia, cari putei, insegna da robe che non bisogna mai essere sicuri nel giudicare gli altri e che bisogna sempre cercare di rispondere al male col bene. Perché, come dice un vecchio proverbio di casa nostra, chi semina vento e il toe su tempesta.
Ah, ero Dio del mentegarme de contarvi che dopo Rosina che ha conosciuto un bravo tosetto, e si è sposà, e ha avuto 3 tosetti, e con l'eredità di mia figlia, e ha sempre vissuto bene, e non si è mai smentegà però di aiutare i poveretti che batteva alla sua porta. Ciao putei, alla prossima.